sostrato del Carnevale di Mamoiada, al pari di altre manifestazioni popolari simili, appare composito ed in esso si ritrovano sedimentati elementi religiosi e situazioni storiche. Da tale intreccio deriva l'esigenza di spiegare il fenomeno con l'utilizzazione di più parametri interpretativi per ovviare ad una analisi riduttiva e parziale. A fronte dell'esiguo numero di carnevali tradizionali superstiti e ai pochi elementi certi che si distacchino dalle semplici ipotesi, in Sardegna si avverte l'assenza di uno studio organico del fenomeno, che è stato analizzato soltanto con ricerche frammentarie. I mamutones avanzano nella loro misteriosa processione con passi pesantissimi, curvi sotto il peso dei campanacci, il cui suono ne segna l'incedere. La bravura si misura con la capacità di effettuare, in perfetta sintonia col passo, un unico suono delle decine di campanacci che avvolgono la mastrucca. Ad un colpo di spalla a destra corrisponde l'avanzare del piede sinistro, a cui segue immediatamente l'avanzare del piede destro. L'abilità del singolo si confronta con quella dei compagni quando, ad intervalli regolari, tutti insieme, eseguiti 3 salti su se stessi, scrollano contemporaneamente i campanacci. I primi osservatori del Carnevale di Mamoiada, negli anni 50, scrivevano che la sfilata dei mamutones poteva essere paragonata ad una processione danzata, o che, perlomeno, essa poteva essere interpretata come una cerimonia solenne che esigeva immutata la disposizione degli attori, e cioè dei 12 mamutones e degli 8 issocatores. Nella scelta della persona da prendere al laccio si può intravedere una sorta di omaggio. Ad essere catturati in genere sono gli stessi amici degli issocatores, oppure una bella donna, o anche un personaggio in vista, che contraccambiano questo gesto di attenzione e di preferenza con un invito. Dunque se sto tuvano che tenza fittiano sul mio iscritto e si intelletto La sfilata dei mamutones e degli issocatores di norma si svolge in occasione dei festeggiamenti del Carnevale. Si ricorda la cosiddetta prima uscita, il 17 gennaio, festa di Sant'Antonio Abate o del Fuoco. I testimoni più anziani anticipano ancora l'apparizione delle maschere al Natale e all'Epifania. Notizie più approfondite non possono però essere raccolte e la contraddittorietà delle testimonianze porta alla inattendibilità. La comparsa delle maschere nel periodo natalizio è un elemento comune ad altri carnevali, quali quelli di Ottana e di Orotelli, circostanza che avvalora la presenza di un sostrato comune e che riconduce tale tipo di manifestazioni all'ambito del sacro. La coincidenza del Natale cristiano con il solstizio d'inverno inserisce la manifestazione di Mamoiada nell'ottica dei riti solari. Essa potrebbe quindi essere il retaggio di culti e riti pagani con i quali le antiche popolazioni ringraziavano le loro divinità e propiziavano il risveglio della terra fertile e il ritorno della luce.
e prasindelum povesca. Una seconda congettura si appoggia alla struttura pastorale già esistente in tempi remoti. Con tale presupposto si è voluta intravedere la venerazione per il bue ed il suo assoggettamento all'uomo. Nella trasposizione della magia imitativa, gli Socatores dovrebbero rappresentare gli uomini che prevalgono sugli animali, identificati nei Mamutones, che vengono asserviti e guidati. Guardate, io quando ero bambino, come andavano tutti pressi ai Mamutones, e andavamo i bambini, presto entravamo in mezzo dei Mamutones e c'era anche qualcuno, il suo cattore diceva, bambino dove vai, esci fuori, esce qualcuno, il suo cattore, bam, un colpo di fune. Però io quando sono venuto giovanotto, sono andato a fare il militare. Dal 32 sono stato sempre uno, ho imparato via e sono stato un istruttore direttamente dei Mamutones, la guida direttamente. Eccolo, da lì abbiamo incominciato a imparare. E i Mamutones, vedete queste mie scarpe, buon Dio, le avevamo tutte rotte. Il carnevale di Mamoiada viene analizzato anche secondo l'ottica storico-rievocativa, che sinora ha trovato i maggiori consensi, sebbene anch'essa non sia supportata da nessun elemento certo che vada oltre una suggestiva supposizione. La sfilata altro non sarebbe se non la commemorazione di uno scontro in cui Mamutones e i Socatores rappresenterebbero i prigionieri scortati dalle truppe dei vincitori. La tradizione attribuisce la rievocazione alla cattura da parte dei sardi di un drappello di musulmani sbarcati nell'isola con l'intento di razziare. La fantasia popolare fa risalire l'origine araba dei prigionieri al costume indossato dagli Socatores, chiamato appunto Beste Turku. I sardi vincitori avrebbero spogliato i loro prigionieri dei tradizionali costumi per rivestirsene a loro volta, lasciando invece le loro mastrucche ai vinti, ai quali veniva riservato un trattamento da bestia domata.